Quinta corsa, cavalli di 3 anni sono in 9 al via. 1 Canaca-OP, Marcello Di Nicola, 2 Shevin Lake, Manuel Pistone, 3 California, Edoardo Baldi, 4 Callas Griff, Giorgio Cassani, 5 Centauro Pel, Maurizio Visco, 6 Cesare Augusto DVS, Roberto Andreghetti. Seconda fila, 7 Chester Black, Massimo Compagno, 8 Cesare Dei Veltri, Vincenzo Piscoglio, 9 Cartagena Pax, Salvatore Valentino. Attardato subito Centauro Pel, che si è messo di galoppo sulla curva. Partono veloci California e Callas Griff. Prova a sistemarsi secondo Giorgio Cassani, ma non riesce nella manovra. Ora però sì, perché si è gettato di galoppo. Numero 1 Numero 1 Canaca-OP, che squalificato. cercava di serrare sotto, quindi buono per Callas Griff, che trova secondo posto alla corda davanti a Cesare Augusto DVS. Poi vediamo Shevin Lake, mentre si è ricongiunto Centauro Pel. 400 che van via in 31,3 da parte di California, Edoardo Baldi, che conducono davanti a Callas Griff, mentre corsa movimentata vediamo in terza ruota avanzare il numero 9 di Cartagena Pax con Salvatore Valentino, che però viene contenuta. 600 intanto in 47,5. Siamo al passaggio qui davanti alle tribune. Cesare Dei Veltri mantiene la posizione, la prima esterna su Cartagena Pax, che deve ripiegare nella sua scia. Poi all'esterno anche Chester Black. Giro in 1,28, 15,3 la frazione qui davanti alle tribune. Sempre in vantaggio California davanti a Callas Griff, all'esterno Cesare Dei Veltri seguito da Cartagena Pax. Terza la corda Cesare Augusto DVS, a precedere Shevin Lake. Poi Centauro Pel, che accenna a spostare ma viene da un inseguimento chilometro in 1,18,3, con all'esterno Cesare Dei Veltri che fa sul serio su California, che la sta ribattendo. Poi Callas Griff sempre lì seconda la corda davanti a Cesare Augusto DVS, all'esterno anche Cartagena Pax. 14,9 la retta di là. Numero 7 Chester Black squalificato. Con Cesare Dei Veltri che dà un nuovo attacco a California, che finora ha sempre respinto l'avversario. Poi Callas Griff, Shevin Lake che viene su dalle retrovie. Ultima curva passata in 15,3, retta d'arrivo, in vantaggio ancora California, attaccata da Cesare Dei Veltri. Insiste Cesare Dei Veltri, sembra avere partita vinta. Cesare Dei Veltri viene a vincere davanti a California. Al terzo Callas Griff, al quarto il 2 di Shevin Lake. 31 a chiudere, 1,16,7 la media al chilometro per Cesare Dei Veltri, il figlio di Mascol Mass e Rosita Dei Veltri. Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata per Holger Ehlert, la scuderia Crybrid in percorso esterno ha debellato le resistenze di California, che ci ha provato davanti ed è passato di mezza lunghezza, vediamo, mentre California è seconda su Callas Griff e al quarto Shevin Lake.